Grazie all'onorevole Soddu che come sempre non delude l'uditorio col suo eloquio e le sue osservazioni puntuali, precise sulla società sarda. Adesso do la parola all'avvocato Mariano Mameli, presidente dell'Ordine Forense di Sassari, ma anche Mariano è impegnato politicamente, ed è la politica che ci ha fatto conoscere quando abbiamo avuto la stessa esperienza in Consiglio Provinciale a Sassari, lui nel centrodestra, io nel centrosinistra, ma con grande rispetto reciproco, cosa che ormai sembra sia dimenticata, adesso non si è più avversari, si è nemici. Con Mariano abbiamo avuto sempre un rapporto ottimo, dialettico, di grande rispetto e come tale ti do la parola per dare la tua... Grazie. Buonasera a tutti, grazie per le parole Mario. Vorrei esordire con questo concetto che come sempre da ottimo navigatore della dialettica e delle idee, delle immagini Pietrino Soddu ha lanciato. In qualche modo stasera Guido e Stefano siamo qui anche approfittando dell'avvocato Giuseppe Melis Bassu, che è qualcosa di più, e se mi permette l'onorevole Soddu, qualcosa di molto di più che non semplicemente ricordarne la figura di avvocato, di giurista, di uomo del mondo della giustizia, sebbene anche attento lettore sociologico delle questioni della giustizia e della Sardegna, perché se converrete con me è molto poco e sarebbe molto poco se ci limitassimo a questo orizzonte dell'uomo e del profilo di quest'uomo stasera. Approfittiamo dell'avvocato Giuseppe Melis Bassu, l'ho fatto anch'io in questi giorni quando Mario mi ha chiesto, e credo sentendosi con Giulio e con Stefano, con Guido e con Stefano, di partecipare a questo interessante dibattito. Approfittare dell'uomo e dell'esperienza, questi 40-50 anni di esperienza di quest'uomo in qualche modo ci ha obbligato tutti in qualche modo a rivedere questo periodo. Lo diceva bene Pietrino Soddu, ho rivisto 40-50 anni della mia esperienza politica, non solo quindi di protagonista di una certa politica, ma anche di testimone oculare di un periodo storico della Sardegna. L'ho fatto nel mio piccolo anch'io. Per esempio sono andato a togliere da un sedimento incredibile di polvere una rivista che riprese le sue pubblicazioni nel 1982 col suo nuovo numero 1 e che era Icnusa, alla quale partecipavano, oltre Giuseppe Melis Bassu, che era uno dei promotori di questo ritorno di qualcosa che era importantissima per la Sardegna, ma assieme a Giuseppe Melis Bassu i nomi che per qualche modo hanno fatto la storia di questo grande e fertile periodo di una Sardegna che si specchia su se stessa e riflette sui suoi destini: Manlio Brigaglia, Salvatore Mannuzzu, Luigi Berlinguer, Angioni, Pietrino Soddu, tanti altri che contribuirono con le loro idee al dibattito su questo periodo. Guardate, il numero 1 della rivista bimestrale, il numero 1 che concerneva i mesi di marzo-aprile del 1982, aveva qualcosa di straordinario dentro di sé dal punto di vista della configurazione editoriale. Aveva un inserto fotografico che divenne subito bellissimo, famoso, citato, perché nel suo numero 1 della primavera del 1982, l'inserto fotografico della rivista aveva la testimonianza di numerose famiglie sarde trasferitesi nelle campagne della Toscana e colte dal fotografo in una maniera straordinaria, mirabile, mentre continuavano a fare quello che la famiglia sarda all'inizio degli anni '80, l'anno in cui vincemmo i mondiali, vi ricordate, in Spagna, continuavamo a fare nelle nostre famiglie. E ci sono nella Toscana del 1982 famiglie che impastano e cuociono Giovanni Garasau, ci sono famiglie che conducono al pascolo e pecore, pastori che somministrano col modo brusco del pastore sardo i farmaci al gregge per prevenirne alcune delle classiche affezioni patologiche.
ci sono le immagini della nostra sardità, del nostro mondo pastorale trapiantato in Toscana. Sono così belle che nel numero 2 di Icnusa, Massimo Cacciari, filosofo ed amico di Toti Mannuzzu, scriveva una lettera pubblicata poi sul numero 2 di Icnusa per dire: è meravigliosa questa cosa che state facendo. Ed è stato meraviglioso anche quell'inserto fotografico e vedere quale e quanta Sardegna si trapianta nella nostra penisola. Non vorrei che apparisse troppo un divagare il mio, e richiamo a quell'ordine del giorno che ci siamo dati. Stiamo approfittando dell'avvocato Giuseppe Melis Basso, stiamo approfittando dell'uomo per ricordarne certamente il profilo individuale, ma per ricordare che l'uomo è sempre stato, permettetemi una locuzione che può apparire anche banale, sul pezzo del dibattito di quello che la Sardegna chiedeva, di quello che la Sardegna aveva bisogno di riflettere su se stessa. Abbiamo la testimonianza della vita di un uomo che non è stato solo un feroce, attento e appassionato interprete dell'attualità giudiziaria e quindi dell'attualità criminale della Sardegna, il dibattito che Pietrino ha richiamato molto bene, ma è stato anche un uomo che di questa sua incredibile connotazione, di questa cifra identitaria di sardo, ha fatto la misura del lavoro di tutta una vita. Ieri è morta Inge Feltrinelli, ne abbiamo visto notizie sui giornali. C'era un articolo bellissimo di una giornalista che si chiama Fiori su Repubblica che diceva questa: Inge Feltrinelli ha attraversato tutta la vita pensando e ritenendo che ella dovesse fare l'editore non per fare soldi, ma per occuparsi di cultura. Io mi sento di poter dire, l'ho conosciuto nel suo periodo finale della professione, conosco i figli, io mi sento di poter dire che l'avvocato Melis Basso non ha mai fatto l'avvocato, non ha mai fatto il giurista, neppure il criminologo, perché certamente era un osservatore di cose criminali, per realizzarsi nella professione, ma l'ha fatto per portare alto quel senso nobile che aveva di sé e dentro di sé dell'avvocatura e della sardità. Ed ecco che quindi è qualcosa di più che non l'attenzione al mondo della giustizia o al dibattito sul mondo criminale e della criminalità sarda che ha interpretato in tutta la sua vita Giuseppe Melis Basso, ma in fondo egli ha interpretato quel concetto di sardità che abbiamo ripercorso e ogni giorno riconosciamo nel nostro patrimonio identitario e genetico. Questo senso incredibile di perpetuazione dell'approccio individualista verso la realtà, verso le questioni sociali, verso le questioni giuridiche, e di cui, se ci pensiamo, il processo è la sintesi massima, perché il processo non è mai una interpretazione sociologica verso problemi di carattere diffuso o generale, è una interpretazione e la celebrazione di un dramma individuale. Un avvocato siciliano, che è stato uno dei padri della deontologia forense del penalista, cioè del modo di comportarsi, dell'intima etica dell'avvocato penalista, usava dire che quando un avvocato rappresenta, difende qualcuno in un processo, in qualche modo celebra messa. E la messa che celebra quell'avvocato, il processo cui partecipa quell'avvocato in quel momento non è di altri e non potrà essere di nessun altro, del più navigato, celebrato e raffinato giurista. No, è suo quel processo, perché quelle parole, quelle carte sudate, quel rapporto con quel cliente, quel rapporto con quel caso individuale, nessuno glielo potrà togliere. E sicuramente l'avvocato Giuseppe Melis Basso è stato un campione di questa capacità di apprezzare questa soluzione incredibile del processo come senso di giustizia per un cittadino di fronte a un fatto che, come diceva Pietrino Sodu, non sono i fatti in generale o non sono la cittadinanza in generale, sono quel cittadino, quel fatto, perché il processo dovrebbe rendere giustizia di un fatto e rendere giustizia a una persona. Il processo è un fatto, ed ecco perché forse per noi sardi, mi piace citare Satta per esempio, il mistero del processo. Ecco perché per noi sardi il processo si è sempre caricato delle suggestioni così forti che l'avvocato Giuseppe Melis Basso ha saputo raccontare. Perché in quel momento quel processo incarna e cristallizza la domanda di giustizia di quella persona.
E quando un avvocato ha ben nitida questa funzione, la funzione a cui intimamente lui è chiamato ad assolvere, in quel momento nessun altro avvocato può togliergli la sacralità di questo momento. Negli ultimi tempi della sua esistenza, l'avvocato Bassu, Melis Bassu, che era solito riflettere anche su dove va l'avvocatura moderna, in qualche modo le sorti dell'avvocatura moderna, e mi piace dire dell'avvocatura sarda, non si discostarono e non si discostano poi tanto dalle sorti della nostra terra. Aveva preso una china che non consentiva di riconoscere più le caratteristiche, i profili di quell'avvocatura nella quale lui si era trovato ad iniziare. Parlando con Toti Mannuzzu, per esempio, mi ricordava l'inizio della professione dell'avvocato Giuseppe Melis Bassu, la sua pratica fatta con l'avvocato Spanedda, ma il suo rapporto antico con l'avvocato Gonario Pinna, la sua pratica civilistica, ma la sua passione per la criminologia e il processo penale come modo di incidere per i drammi contingenti di una criminalità che diventava sempre più impellente, sempre più forte, sempre più drammaticamente attuale nella nostra terra. In una situazione come questa, la risposta del processo per l'avvocato è la risposta di un uomo indipendente, totalmente libero, che sente su di sé il fardello di interpretare un dramma umano al quale bisogna dare una risposta, e questa risposta viene dal processo. Vedete, l'avvocato Melis Bassu era solito dire che tra la funzione, non dico professione, tra la funzione di magistrato e la funzione di avvocato, quella che era più gravida di responsabilità era sicuramente la funzione dell'avvocato. Mi piace ricordare la testimonianza di un famoso magistrato, di cui non cito il nome perché porterebbe semplicemente distorsioni sotto il profilo invece di quello che voglio dire, che smesso di fare il magistrato e iniziato a fare l'avvocato, disse un giorno a un intervistatore, a un giovane giornalista che lo intervistava: se dovessi rinascere non farei più il magistrato, farei l'avvocato, ho capito tante cose, leggevamo le sentenze e poi ci ritiravamo. Adesso io mi rendo conto che mentre il giudice, dopo aver letto la sentenza e si ritira in camera di consiglio, in qualche modo abdicando a questo ius dicere, a questo dettato che ha appena recitato, l'avvocato rimane lì, sia che le cose vadano bene per l'imputato, sia che vadano male. Rimane lì, a fianco al suo cliente, a esserne ancora sostegno, portatore e complice di un dramma umano che molto spesso segna irreversibilmente le vite delle persone. Un avvocato deve sapere tutto questo e portarlo, interpretarlo, sentendolo dentro di sé. La crisi dell'avvocatura moderna, che in qualche modo è la crisi anche della nostra realtà adesso, per l'avvocato Melis Bassu portava dietro la perdita di questa dimensione etica alta dell'avvocatura, che andava dissipandosi intanto nella proliferazione ingestibile dei numeri. A Sassari si parlava di 100-200 avvocati, oggi il nostro ordine ha 1200 iscritti, ma fate solo la proporzione. Sappiate che a Roma ci sono 28.000 avvocati, molto di più che in tutta la Francia. I numeri dell'Italia sono spaventosi, 240.000 avvocati. Di fronte a una realtà come questa era chiaro che l'avvocato Melis Bassu avvertiva il perdersi della interpretazione, della diretta percezione del senso di una professione, di un mestiere, di una professione che era tutto quello che avvertiva e che diceva essere l'interpretazione indipendente e libera delle questioni e dei problemi delle persone. L'avvocatura si è quindi orientata verso una professione di tipo mercantile. Inutile dire delle distorsioni che sono nate per la proliferazione degli incarichi anche determinati dall'attività politica, enti che profondevano incarichi assicurandosi una sorta di orto fidelistico di professionisti, privati danarosi che altrettanto condizionavano il mercato con i loro incarichi, i grandi enti, le grandi società, i cosiddetti clienti forti. In tutto questo l'avvocatura ha disperso la sua cifra identitaria. E l'avvocato Melis Bassu, negli interventi degli ultimi anni di professione e gli ultimi anni di pubblicista, traccia i segni di questa incredibile delusione, di questo senso di smarrimento verso
un'idea di professione che però lo aveva accompagnato per tutti gli anni, quelli della battaglia delle garanzie, che diceva Pietrino Sodu, la battaglia delle garanzie per i diritti, per la salvaguardia di quel rapporto di contraddittorio e dialetticità del processo che ne faceva l'unica garanzia di tutela dei diritti. Ecco, vedete come la dimensione, la proiezione dell'uomo avvocato, del professionista, in qualche modo persegue e percorre i passi in qualche modo paralleli dell'intellettuale sardo che guarda alla nostra terra. Perché questa analisi, che certamente chi fa l'avvocato conoscerà, Stefano la conosce molto bene, questa analisi in qualche modo ripercorre l'altro sguardo di Giuseppe Melisbasu, quello sulla sua terra, sulla sua regione, e che se per tanti anni si alimentò del dibattito feroce, polemico e anche acuto sulle tematiche della repressione e della prevenzione delle dinamiche delinquenziali della Sardegna, in qualche modo interpretava altresì la voglia di riscatto che non abbandona nessun sardo di fronte alle problematiche della sua terra, quella voglia di rilancio, di passionale desiderio di crescita comune che proprio Michelangelo Pira, che richiama Giuseppe Melisbasu, aveva sintetizzato in un modo che è straordinario, quando Pira dice: il sardo deve capire che o ci si salva tutti insieme o non si salva nessuno. Questa dinamica matura della valutazione sulle problematiche della nostra terra, che dovrebbe portarci a ripercorrere quella voglia che mise insieme un gruppo di intellettuali all'inizio degli anni '80 per una scommessa che non è fatta solo di sconfitte, le risposte industriali alla crisi, il progresso come apparente unico rimedio attingibile a una crisi che sembrava incolmabile e che in realtà aveva bisogno forse di un'analisi più complessa, più attenta alle dinamiche. Ma tutto questo deve portarci, e qua approfittiamo di Giuseppe Melisbasu stasera ancora, facciamolo, consentitecelo Guido e Stefano, per parlare di questo sguardo consapevole sulla nostra terra, per parlarne ancora in una eterna riproposizione di voglia di riaffrontarne i problemi più dinamici e drammatici. Dovevamo confrontarci con una delinquenza che pareva invincibile e non è stata la repressione che l'ha sconfitta, badate. Probabilmente aveva giocato i suoi meriti la tecnologia dei mezzi repressivi, ma è stata semplicemente disseccata, prosciugata dal travalicare dei problemi globalisti che ormai hanno attraversato la nostra isola. Oggi sapete che si coltivano molti più ettari di marijuana piuttosto che cercare l'improprio e assolutamente fallimentare ritorno di un sequestro di persona. Ma non è lì il problema. Il vero dramma, la nostra sfida di oggi è quello di far sì che i nostri studenti non vadano più fuori con la prospettiva di non poter più tornare a lavorare ed operare in Sardegna. Queste sono le vere sfide a cui noi dovremmo guardare. E questo c'entra con Giuseppe Melisbasu? Sì che c'entra, perché in questo sguardo di un intellettuale attaccato ad ogni problema della sua terra, assieme ad altri, sta la prospettiva, l'entusiasmo, la voglia, la capacità di mettersi ancora in gioco in una prospettiva che è ultragenerazionale. Questi volumi, questi numeri di rivista degli anni 80-82, sono l'1, 2, il 3, 4 dell'82, stanno nelle case ricoperti di polvere, ma stanno a testimoniare che può servire una leva, uno strumento per rispolverarli e ricominciare a parlare di Sardegna. Ecco perché in qualche modo approfittiamo di Giuseppe Melisbasu e dell'occasione che ci è data per rappresentare come questi temi possono essere ancora i temi dell'attualità, anche tra generazioni, e abbiamo bisogno di dircelo anche tra quelli che non sono più giovani, perché dobbiamo raccontarli agli altri e dobbiamo perseguirla questa fila e questo travaso generazionale di temi e di problemi. L'avvocato Giuseppe Melisbasu era anche un polemista, lo ricordo come personaggio brillante, munito di una capacità di essere tranchant di fronte a certi temi, a certi problemi, aveva battute secche, era un uomo che amava la sintesi,
credo che in qualche modo ne sia stato erede Stefano, che ha un particolare gusto colorito per le battute illuminanti. D'altro canto era capace anche di una raffinatissima analisi, brillante e godibilissima, e di questo sicuramente è stato degno erede Guido, che è un celebrato storico e un celebrato esperto della storia della pubblica amministrazione. Io credo che la cosa migliore che potremmo fare, e lo dico essendo anch'io figlio di un uomo della generazione di Giuseppe Melisbasso, mio padre è del 24, l'avvocato Melisbasso era del 21, sia quello che noi ci dimostrassimo di meritarci questi genitori, che noi dimostrassimo di meritare quello che ci è stato tramandato e fossimo anche solo parzialmente capaci di trasmetterlo ai nostri figli.